Vi faccio l'ultimissima, prima di presentare Alberto Ceschini, vi faccio l'ultima, se trovo il testo, perché io credo che molta gente pensi che fortunati questi artisti che cantano, scrivono, come sono sensibili. Non è vero niente, noi siamo dei puzzoni, non abbiamo niente di più degli altri e anzi tante volte anche ci sparmiamo, ci diciamo, quindi è un po' una diceria questa cosa. L'ho scritta, non me la ricordo già più. Io sento graffiare le unghie sopra i vetri, la nostra ipocrisia è puro infantilismo. Diffidate sempre di chi canta canzoni, di chi suona, di chi scrive poesie. Siamo solo dei narcisi, tutte prime donne che si rimirano allo specchio. Quanto sei più bella tu, non è vero, sono più bella io. Ai bim 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 bai bim 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 rim bim bim bam bim bim bum bim bim bam bam bai bai rim bam bim bum bim bam bum rim bam bim bim bum bim bum rim bim bum bim 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 bum bim bum bim bam. Sparlare degli assenti sembra l'hobby più quotato, ci si bacia sulla bocca, ci si sputa sulle spalle e se siamo arrabbiati noi tiriamo giù la terra, calpestiamo l'universo, ma la colpa è sempre di qualcun altro. Bim 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 bim. Stateci alla larga, siamo brutti, cattivi e puzzolenti e brutti e brutti e brutti e brutti. A salvarci ci sono le nostre donne. Grazie. Adesso arriva un artista che non dice sempre che non è vero, ma è vero, è un vero artista, è Alberto Ceschini.